Gospe in gospodje, dober dan in dobrodošli. Slofest 2021 tudi z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji. Hvala lepa organizatorjem festivala Slovencev v Italiji za dejstvo, da nas gostijo pod tem prelepim šotorom in hvala vam, da ste z nami. Signore e signori, cari amici dello sport, buonasera, benvenuti. Questo è Slofest, il festival degli sloveni in Italia. Siamo molto lieti ed onorati di essere qui, sotto questa tensa struttura, a parlare di sport, in maniera forse diversa dal solito, in due lingue, ma questo lo scopriremo nei prossimi minuti. Kako bo izgledala torej ta urica, ko smo skupaj? Izgledala bo tako, da danes smo se tu zbrali, da predstavimo knjigo 50 let za SŠDI. To bo prva fizična predstavitev, glede na to, da naša premierna predstavitev è bila v digitalni obliki. Oggi siamo qui principalmente per presentare questo libro, 50 let ZSŠDI, 50 anni di ZSŠDI, è stato presentato in via o in forma digitale, oggi finalmente anche in forma fisica, ovvero in un evento come questo. Prvi del bo recimo namenjen prav predstavitvi knjige, v drugem delu pa smo si zamislili debato s predstavniki italijanskega športa, namreč Slofest je tudi trenutek, ko se Slovenci srečujemo z večinskim narodom oziroma jim predstavimo to, kar imamo dobrega. In zaradi tega smo si zamislili to debato, v katero bomo vključili razne goste, ki so nocoj v naši družbi. La prima parte di questo nostro evento sarà dedicata, come già detto, alla presentazione del libro. Ma essendo il Festival Slofest un festival dedicato anche alla contaminazione con la cultura italiana, o per meglio dire all'incontro con la cultura italiana e le varie sfaccettature culturali della città di Trieste, abbiamo pensato di arricchire questa presentazione anche con un dibattito con diversi ospiti, rappresentanti appunto delle federazioni sportive della nostra città, del nostro territorio, del Friuli Venezia Giulia. Prvi del bo pretežno v slovenščini s kakšnim koščkom italijanščine, drugi del pa bo pretežno v italijanščini s kakšnim koščkom slovenščine. La prima parte sarà prevalentemente in sloveno, con alcune piccole traduzioni da parte mia in italiano, la seconda invece prevalentemente in italiano, con qualche piccola traduzione in sloveno. Preden začnemo, dovolite mi, da vam predstavim udeležence, goste in glavne akterje tega našega dogodka. Quindi prima di iniziare ufficialmente consentitemi di presentare i protagonisti di questo nostro evento. Na tej strani je Branko Lakovič, l'autore del libro, oziroma urednik knjige. Martina Kafol, urednica založništva Tržaškega tiska. Martina Kafol rappresenta l'editoriale stampa triestina ZTT. Dobar dan, buonasera, benvenuta. E sono con noi in soznami Ivan Peterlin, predsednik ZSŠDI-ja, il nostro presidente Ivan Peterlin. Giorgio Brandolin, presidente del Comitato regionale del CONI. Dobar dan, predsedniku Deželnega odbora Italijanskega olimpijskega komiteja. Paolo Magnà, presidente del Comitato territoriale FIPAV Trieste Gorizia. Giovanni Adami, il presidente del Comitato regionale della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro. Insieme con lui anche Luigi Bonano, che è consigliere della FIP regionale. Buonasera, benvenuti. Hvala lepa, da ste z nami. Andrej Don je predsednik pokrajinskega odbora FISI. Andrej Don è il presidente del Comitato provinciale della FISI. Dobar dan, buonasera. Per il CONI c'è anche Jure Kufersin, tudi CONI oziroma Olimpijski komite Italije ga predstavlja tudi naš Jure Kufersin. E sono con noi anche due giornalisti, sta z nami tudi dva novinarja, in sicer Alessandro Asta per City Sport e Riccardo Tosques per Il Piccolo. Z velikim veseljem pozdravljam v naši sredi tudi dva predstavnika politike, ki sta vedno zelo pripravljena k sodelovanju v naših športnih sredah in sredinah. In to sta senatorka Tatjana Rojc, con noi una grande amica dello sport degli sloveni in Italia, la senatrice Tatjana Rojc, in deželni svetnik e il consigliere regionale Igor Gabrovec. Dober večer oziroma dober dan, buonasera. Gremo hitro, imamo samo eno uro časa, abbiamo un'ora di tempo. Beseda torej gre našemu uredniku in seveda potem Martini Kafol, ampak predtem jaz bi prosil tudi kolege, če lahko pomagajo našemu predsedniku Ivanu Peterlinu za priložnosti pozdrav e quindi la parola va quella introduttiva al presidente Peterlin. Prosim Joži, tebi besedo. Hvala lepa, ne bojte se, ne bom predolg. Sarò breve, non abbiate paura.
Zame je današnji dan praznični dan. Danes stojimo pred knjigo, pred gigantskim delom Branka Lakoviča in mu moramo biti vsi hvaležni, da se je lotil tako težkega poslanstva, da je spravil na papir 50 let slovenskega športa. To pa ni stvar, kot se temu reče, tako od muh. To je velikansko delo in zato vse naše veliko priznanje, priznanje vsega našega slovenskega športa. In lahko rečemo, da je Branko Lakovič samo eden. Ho detto che per me oggi è una giornata veramente di festa. 1970-2020 sono 50 anni dello sport sloveno in Italia. Devo essere, non solo io, ma tutto lo sport della nostra minoranza slovena deve essere grata soprattutto a Branko Lakovič, che si è catapultato negli avvenimenti, nei nomi, nelle date e ha messo nero su bianco quello che è stato lo sport negli ultimi 50 anni. E ho concluso dicendo che di Branko Lakovič ne abbiamo solo uno. Ecco. Buona serata a tutti. Joži, Ivan Peterlin, najlepša hvala in torej čas je, da tokrat res predam besedo Branku Lakoviču, ki bo nekako opisal delo, ki ga je opravil ob urejanju te knjige. Quindi a te Branko la parola, farò io poi una sintesi in italiano. Prosim. Vse prisotne najprej lepo pozdravljam. Najprej, kako je sploh nastala knjiga 50 let ZŠDI. Za Primorski dnevnik sem napisal 13 nadaljevanj o občnih zborih Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, odboru ZŠDI in posebno predsedniku Jožiju Peterlinu so bili članki všeč. Joži mi je telefoniral in mi predlagal, če bi lahko ob 50-letnici združenja izdali publikacijo ali vsaj brošuro. Privolil sem, čeprav sem se zavedal, da časa ni bilo veliko. To se je zgodilo proti koncu poleta lani, torej le nekaj mesecev pred obletnico ZŠDI. In sedaj o strukturi knjige. Da bi opisali 50-letno delovanje ZŠDI, bi potrebovali skoraj enciklopedijo. Saj je bila dejavnost združenja v vseh teh letih tako bogato in razvijana, da tudi zajetna knjiga ne bi bila dovolj. Vseeno pa sem sprejel izziv in dodal člankom z Primorskega dnevnika še nekaj poglavij, skupno jih je 9. V prvem poglavju so spremne besede ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklič, predsednika deželnega KONI Đorđa Brandolina, predsednika ZŠDI Peterlina, pokrajinskega delegata KONI in nekdanjega predsednika ZŠDI Jureta Kovrzina, urednika publikacije novinarja tržaškega dnevnika Il Piccolo Riccarda Toskesa, ki je napisal zares občuten spremni pozdrav. V drugem poglavju, ki je tudi najbolj obširno, je kronološko podanih vseh 49 občnih zborov. V tretjem so navedeni vsi dosedanji predsedniki ZŠDI, od prvega, ki je bil Bojan Pavlečič, do sedanjega Ivana Peterlina. V četrtem poglavju je zapis o simpoziju za Bojana Pavletiča, očeta našega modernega športa. Občuten zapis je podal Ivan Peterlin. 5. poglavje je namenjeno vsem našim dobitnikom Blovnikovih priznanj. V 6. so vsi dobitniki na prireditvi najšportnika in pozneje našega športnika. V 7. so dobitniki priznanj naši delavcem, v 8. poglavju so projekti ZŠDI, avtorjev našega moderatorja Eugena Bana. V 9. poglavju je, kot rečeno, kratek povzetek v italijanščini,
najbolj, za katerega je poskrbel Ricardo Tosques. Knjiga obsega 240 strani in v njej je 300 fotografij, saj je znano, da prav fotografije najbolj privlačujejo bralce. Brez pomoči številnih sodelavcev, ki so mi pomagali pri sestavi te knjige, seveda ne bi bilo mogoče izdati tega dela. Čeprav je bila njihova pomoč izredno dragocena, bi pa vseeno izpostavil delo grafičnega oblikovalca Petra Verluge, ki je zares strokovno in okusno izoblikoval to publikacijo. Na koncu bi se hotel opravičiti bralcem te publikacije, če je v knjigi nekaj pomanjkljivosti. Toda časa za zbiranje podatkov in fotografij je bilo zares premalo. In prav na koncu bi izrazil še dve moji skriti želji, seveda, če mi bo zdravstvene stanje dopustilo. Urediti bi želel knjigo naših športnikov, ki so oblekli dres italijanske in slovenske reprezentance, ter tudi ostalih reprezentantov po svetu. Zadnja knjiga 107 naših kacurov je izšla 2010, medtem pa je samo dres italijanske zbrane vrste obleklo več kot 130 naših predstavnikov. In druga želja, ki upam, da je bo vendar dočakal, je ta, da bi slovenskemu športu v Italiji namenili muzej, v kateri bi z dokumenti, fotografijami in drugimi zapuščinami pokazali obiskovalcem bogato zgodovino našega športa. Hvala za pozornost. Hvala tebi, dragi Branko. E allora una sintesi da parte mia sulle parole di Branko, che ci dice all'inizio come è nato questo libro. Nasce grazie ai 13 articoli che Branko ha scritto per il Primorski Dnevnik, articoli dedicati alle assemblee direttive dello ZSCDI. Visto che la situazione, ovvero visto che gli articoli erano interessanti, in occasione del 50° a propinquarsi del 50° anniversario dello ZSCDI, il nostro presidente, parlando con Branko, ha detto: ma perché non facciamo un libro? Branko quindi ha deciso di mettere altra carne al fuoco, quindi di aggiungere altre informazioni, così è nato il libro. Un libro che ha nella prima parte i saluti delle autorità, oggi ne abbiamo diverse che sono qui presenti, che hanno contribuito quindi con una propria scrittura, questo contributo scritto quindi a rendere speciale il libro. E poi si continua con il capitolo dedicato alle 49 assemblee direttive. Poi c'è il capitolo dedicato a tutti i presidenti dell'Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia, a partire da Bojan Pavletic, che in qualche modo è il padre del nostro movimento sportivo ed è stato il primo presidente, fino ad Ivan Peterlin, che presiede il nostro SSCDI proprio ora, insomma, in questi giorni e quindi in questi ultimi anni. Il quarto capitolo è dedicato invece al simposio che dedicheremo e che dedichiamo a Bojan Pavletic, quindi uno scritto, un articolo, delle pagine, un capitolo dedicato al padre dello sport degli sloveni d'Italia. Gli altri capitoli sono i seguenti, ovvero il capitolo numero 5 dedicato ai riconoscimenti avuti dagli sportivi e dai dirigenti più meritevoli, Blodkovo Priznanje, un riconoscimento che arriva dalla Slovenia, dal Comitato Olimpico Sloveno, e poi altri riconoscimenti per i migliori sportivi dell'anno, organizzati in diverse circostanze da diverse realtà sportive o mediatiche. Poi c'è un capitolo dedicato ai progetti più recenti e infine la sintesi in italiano curata proprio dal qui presente Ricardo Tosques. 240 pagine con 300 fotografie, quindi un libro da questo punto di vista piuttosto ricco, come potete vedere anche alle nostre spalle. I ringraziamenti alla fine dell'intervento di Branko, che conclude con due desideri. Il suo primo desiderio è quello di scrivere un libro anche sugli sportivi degli sloveni d'Italia che hanno vestito le maglie nazionali della nazionale italiana, slovena o di qualche altra nazionale di altri luoghi o di altri paesi. Esiste già il libro 107 naših azzurro, ovvero i nostri azzurri,
107 i protagonisti di questo libro tra gli azzurri degli sloveni d'Italia, ma negli ultimi anni se ne sono aggiunti diversi e quindi l'ultima lista ci dice che sono 130 gli sportivi sloveni che hanno fino ad ora vestito la maglia azzurra. Il secondo desiderio del nostro branco è quello di aprire, di realizzare un museo dedicato allo sport degli sloveni d'Italia. In tako smo zaključili tudi to obnovce, così abbiamo concluso anche questo riassunto. Jaz predam zdaj besedo Martini Kafol, ki predstavlja ZTT in jo vprašam, kako to torej, da je ZTT sprejela ta izziv. Verjamem, da ste domači nekako tudi v športu, vendar ne, športna tematica ni tako razširjena v ponudbi, ki jo sicer imate. Quindi come mai la vostra casa editrice ha deciso di sostenere questo progetto? Pravzaprav nismo tako domači v športu, se pravi privatno smo športniki, ampak drugače nimamo toliko povezav, resnici na ljubo povedano, nimamo toliko povezav z Združenjem slovenskih športnih društev in zato smo bili zelo zadovoljni, da smo lahko pristopili k temu projektu. Zaradi tega, ker iz več razlogov. Naša naloga, naše poslanstvo naše založbe je ta, da nekako krijemo in nekako podpiramo celoten naš prostor, se pravi, da govorimo zgodbe celotnega našega prostora. Šport je velik del našega življenja, velik del naše kulture in zaradi tega je zelo pomembno, da je poleg, mi imamo recimo veliko knjig, ki so domoznanske, knjig spominov, veliko takih, malo manj leposlovja. Ves ta športni del, ves ta svet športnikov nam je nekako je še oddaljen nekako od nas. In glede na to, da se trudimo vedno bolj, še posebno v teh časih, ko smemo malo manj, zato si še bolj želimo, se trudimo vedno bolj priti do ljudi in biti z ljudmi, se nam je zdela zelo dobra priložnost ta, da pristopimo k tej knjigi. Seveda, glavno delo je naredil Branko Rakovič, ni da nismo, mi smo samo pregledali še potem na koncu, sodelujemo odvedno tudi s Petrom Ferlugo, tako da nam ni bil noben problem. In upam, da nam bo ta knjiga dala še možnost, da nadaljujemo po tej poti, se pravi, da je to kot nek začetek, ker bi lahko pletli marsikatera sodelovanja športniki, se pravi, povezati knjigo, branje in šport. Boš ti prevedel? Če želiš, ja, jaz sem si vse zapisal. Okay. Kot želiš. Grem jaz? Allora faccio io una breve sintesi in italiano. Martina Kafol diceva che fino ad ora non hanno mai collaborato con l'Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia. La loro missione la loro mission è comunque essere presenti sul territorio, dare le possibilità alle diverse realtà della comunità degli sloveni in Italia di scrivere o comunque di pubblicare i propri scritti e quindi questa è stata un'ottima occasione per essere presenti anche nell'ambito sportivo in cui fino ad ora erano un po', da questo punto di vista, un po' deficitari. Ci sono tanti libri della comunità degli sloveni in Italia, ovvero loro stessi sostengono quindi diversi autori perché insomma nella propria libreria o nella propria offerta hanno diversi libri di memorie storiche, anche narrativa e tanto altro, ma forse lo sport mancava. E era un po' lontano rispetto al loro solito mondo e quindi hanno deciso di affrontarlo, di avvicinarsi a questo mondo e essere di conseguenza vicini alla gente anche attraverso lo sport. Alla fine ha ringraziato, ha fatto complimenti a Lakovic e anche a Peter Ferluga, che è colui che ha realizzato la parte grafica del libro e in questo modo spera di poter continuare a arricchire ancora questa offerta e specialmente rendere ancora più proficua la collaborazione col mondo dello sport degli sloveni d'Italia. Sem kaj pozabil? Ne. Verjetno ne. Še to te vprašam, kje lahko nabavimo to knjigo, dove si può comprare questo libro? Ja, ta knjiga je prisotna povsod, to je tisti naš vložek v bistvu v projektu. V tem primeru nastopamo kot distributeri, seveda po tem našem srečanju lahko kupite tukaj, ampak je na razpolago v Tržaški knjigarni, v našem oziroma Slovenskem knjižnem središču na Obrdankovem trgu, v Katoliški knjigarni v Gorici in seveda povsod po Sloveniji. V Sloveniji imamo distributerja Buča, ki običajno krije celotno slovensko področje, se pravi vse knjižnice, torej v knjižnicah je knjiga prisotna skoraj povsod in pa tudi trgovine.
Seveda ima tudi spletno knjigarno. Je šla dobro po Draju v teh zadnjih mesecih oziroma v prvih mesecih, potem ko ste jo izdali? Ja, mislim, relativno dobro. V primerjavi z ostalimi knjigami, ja, zanimanje vsekakor je. Mislim, da je. E allora dove si può acquistare questo libro? Qui questa sera, piuttosto che nelle altre librerie in cui appunto questa casa editrice propone i propri prodotti, ad esempio al centro triestino del libro in piazza Oberdan qui a Trieste, presso la libreria cattolica di Gorizia e in Slovenia, visto che hanno i partner che fanno sì che i libri che questa casa editrice propone siano appunto fruibili in tutta la Slovenia. È andata bene anche la vendita in questi ultimi mesi. Hvala lepa, Martina Kafol. In zdaj, gospe in gospodje, preidemo v drugi del te naše predstavitve, glede na ura tik-taka, torej kar hitro naprej. Passiamo alla seconda parte di questo nostro evento, non abbiamo tanto tempo, quindi iniziamo innanzitutto salutando altri ospiti, perché sono con noi anche gli amici della Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettanti e con noi il presidente regionale della FIGC LND, ovvero Hermes Canciani. Buonasera. Con lui, se non sbaglio, anche Domenico Nicodemo. Sì, è così. Buonasera, salve. Se siete d'accordo, amici e signori presidenti, io passerei prima la parola a Riccardo Tosches, perché è colui che rappresenta un po' un ponte tra il libro che abbiamo appena presentato e tutto ciò che faremo adesso. Lui infatti ha partecipato alla creazione di questo libro. Se ti puoi alzare, per favore, e girarti verso il pubblico, giustamente. Puoi dire tutto quello che vuoi, microfono rosa, hvala lepa, rosa microfono. Si sente? In realtà il tuo intervento ci serve per fare da ponte alla seconda parte di questa nostra chiacchierata o alla seconda parte dell'evento, in cui ci chiediamo ma quanto lo sport degli sloveni in Italia contribuisce allo sviluppo e al successo dello sport in lingua italiana, se c'è ancora senso per parlare di voi, noi, loro, essi o chissà che cosa, e quanto pesano i successi dello sport degli sloveni in Italia per lo sport in generale e cosa eventualmente manca, cosa potremmo fare noi sloveni di più per agevolare ancora di più il passaggio di informazioni e la collaborazione. Riccardo, a te la parola, tebi besedo. Sto un'oretta a rispondere a tutte Certo le che cose no. che mi hai chiesto. No. Bom, dober večer vsem. Najlepša hvala, da sem tukaj danes. Zdaj bom govoril po italijansko. Allora, grazie per l'invito. Ho dato una piccola mano a Branco appunto per la sintesi del libro e poi mi era stato chiesto anche di fare un saluto, un intervento. L'ho riletto oggi prima di venire qui e c'era una frase che ho scritto che mi è piaciuta. Ho detto che lo sport per gli sloveni d'Italia è qualcosa di serio. Ovviamente poi non l'ho specificato nella presentazione, però in realtà il motivo è abbastanza semplice. È un discorso di tradizioni, è un discorso culturale, ma è un discorso anche prettamente storico. Dopo 20 anni buissimi che queste terre hanno vissuto, lo sport è stato il primo veicolo, il veicolo più immediato, più semplice per tornare a rialzare la testa, per tornare a parlare lo sloveno. E lo sport, qui racconto un po' di me, è il veicolo tramite il quale io mi sono approcciato alla comunità slovena. Ci sono due capitoli importanti, insomma. Il primo, io ho giocato sempre a pallone, ho giocato 10 anni col CGS, e era il secondo anno di giovanissimi, quindi potevo avere 12-13 anni. Primo giorno di allenamento, arriva l'allenatore e ci dice: ragazzi, abbiamo una novità per voi. Cosa succede? La prossima settimana si aggregheranno dei ragazzi, una decina, che proviene dallo Junior Aurisina. Lo Junior Aurisina non era riuscito a creare una formazione e quindi insomma si creò questa piccola fusione. Primo allenamento assieme a Villara, insomma passano 2-3 minuti e la sorpresa viene fuori. Si inizia a sentire parlare un po' di sloveno, una novità per quasi tutti noi, perché essendo di città italiani non eravamo proprio abituati. Allora, qualcuno rimase un po' perplesso, non capì. Io ricordo che ebbi 2 reazioni. La prima di curiosità, perché lo sloveno l'avevo sentito parlicchiare sempre tramite lo sport quando si andava ad affrontare le squadre slovene in Carso o la strada di Guardiella, il Bor. E poi insomma, però
Qui era una cosa differente perché stavano con noi, non erano più gli avversari. Però da un'altra parte l'altra reazione che ebbi fu in realtà molto normale, perché io sono cresciuto in un ambiente bilingue, mio papà mi ha sempre parlato in triestino, mia mamma in dialetto austriaco, quindi insomma non mi scomposi più di tanto. Diciamo che ci vogliono 2 allenamenti un momentino per fare la quadra, e poi in realtà facemmo quello che fu il miglior campionato in 10 anni di calcio nel CGS. Arrivammo quarti su 20 squadre, ma al di là del lato sportivo si creò proprio una convivialità che tuttora ricordo proprio con estremo piacere. Seconda tappa che mi avvicina agli sloveni, sempre tramite lo sport, ma tramite la mia professione. Quando venni ingaggiato dal piccolo mi resi conto ben presto che c'erano pochi giornalisti che avevano voglia di andare fino in Carso a seguire le partite. A me il Carso piaceva e quindi mi proposi. Ed è da lì che si incomincia a capire sostanzialmente che c'è una comunità assolutamente che ha sempre poi convissuto, insomma, serenamente con noi. Tutte queste tappe qui mi hanno poi portato a una decisione un paio di anni fa di trasferirmi in Carso e di iscrivere mia figlia a un asilo e adesso una scuola elementare con lingua di insegnamento sloveno, pur essendo la mia compagna non slovena. Vi ho raccontato queste cose perché credo che alla fin fine per capire bisogna conoscere. Molto molto semplice. Fino a una ventina d'anni fa, possiamo stimare così indicativamente, non c'era, credo, tanta voglia, ma né da una parte né dall'altra. La comunità slovena era molto gelosa di se stessa, era molto chiusa, non tutti, ma vabbè, diciamo la maggior parte. Ma dall'altra parte avevamo tutte le società italiane che non avevano grande interesse ad approcciarsi fondamentalmente agli sloveni. Le cose sono cambiate perché è la storia che ha deciso così. Si sono abbattuti i confini, le generazioni di oggi sono nate con un concetto differente, nascono col concetto di Europa, di unità. E io credo che questo è il futuro. C'è ancora un po' di strada da fare, ma la stiamo facendo assieme, ma non nella mano. E questo è un futuro che personalmente mi piace. Wow, grazie per il tuo contributo. Hvala lepa. E complimenti anche per lo sloveno che hai condiviso con noi. L'intervento di Riccardo è un intervento ponte, torej ne, to je res pravi most med kulturama. Il festival Slofest degli sloveni in Italia è proprio questo, è un ponte tra le diverse culture. E allora è questo che stiamo costruendo oggi. E dopo Riccardo passo la parola al nostro presidente, il presidente del comitato regionale CONI. Ok, questo microfono andrà bene, quindi abbiamo già i nostri tecnici. Hvala lepa. Vam besedo, a lei alla parola Giorgio Brandolin. Hvala lepa, giusto? Giusto. Dober večer. No, sì, dober večer vsem. Ok. Bravissimo, va bene. Reminiscenze di quando ero a Gorizia, dove dicevo l'amico, ho tentato di imparare la vostra lingua, ho fatto 2 lezioni, cara Tamara, poi ho detto basta, non arrivo. Quindi hai fatto bene portare la bambina nella scuola bilingue, perché da giovane si impara. Magari l'avessi fatto anch'io con mio figlio. Detto questo, da dove parto? Beh, allora, forse dal libro, perché ha scritto anche il suo saluto. No. Ma la nostra domanda è: cosa si può fare di più? Allora, cosa possono fare gli sloveni di più per abbattere ancora di più questi muri? O quanto hanno forse dato gli sloveni per lo sport in generale che rappresenta l'Italia? allora guarda, diciamo io con le squadre slovene di calcio ho cominciato a giocare negli anni 70, ok? Quindi un incontro che è stato assolutamente normale. Io giocavo a Ronchi e nel nostro girone ovviamente c'era ogni anno 1 o 2 squadre, diciamo, della comunità slovena. Poi col mio impegno prima di presidente del CONI, poi di presidente della provincia, insomma, qualcuno dei più vecchi come me sanno che cosa abbiamo fatto, che cosa è stato fatto, in particolare nella comunità goriziana. Con voi, ha ragione il giornalista, lo sport, ma io ci metto anche la musica, la cultura, è stato
secondo me, sono state delle strutture che hanno legato, tenuto insieme la comunità slovena fino a raggiungere l'indipendenza e raggiungere la dignità di Stato addirittura, e fino a raggiungere giustamente ciò che hanno raggiunto. E quindi credo che questo l'ho capito subito e ho cercato di aiutare, e insieme a voi anche, in anni non semplici, 70-80, a battere quei confini, non tanto fisici, ma nella testa di tanti, a Gorizia non solo, di qua e di là del confine. E quindi con voi abbiamo costruito manifestazioni transfrontaliere, abbiamo costruito momenti di incontro con altre comunità minoritarie dell'Alpe Adria, abbiamo costruito incontri di Alpe Adria, e quindi credo, con l'amico Presidente, con Jure che è andato via e con altri dirigenti, c'è sempre stata questa assoluta convinzione che dovevamo collaborare e dovevamo rompere anche quelle porte che ancora c'erano nel collaborare tra le due comunità. Io incontravo squadre dove erano tutti sloveni. Adesso Canciani mi può dopo, come posso dire, confermare, in tutte le squadre anche della vostra comunità, ovviamente, metà o tre quarti o un quarto sono di lingua italiana, giusto Petterli? Ecco. E quindi è cambiato anche il modo di incontrarsi, fortunatamente, così come credo che con orgoglio, ho visto prima scorrere alcune fotografie, alcuni personaggi, la vostra comunità abbia apprezzato tanti ragazzi e ragazze che hanno avuto enorme successo a livello sportivo, nazionale e internazionale. E quindi c'è stata tutta questa crescita. Cosa dobbiamo fare adesso? Beh, intanto ci troviamo, come dire, fortunatamente. Io ho un po' di orgoglio di aver costruito qualcosa, un nostro territorio senza più confine. Ci sono ancora ogni tanto dei rigurgiti che sento e non apprezzo, ovviamente, e quindi dobbiamo utilizzare questa opportunità che ci viene data su questo territorio nella possibilità di incontro di culture, di esperienze che possono essere messe a disposizione di una comunità e dell'altra. Ad esempio le modalità di come viene fatto lo sport in Slovenia, che potrebbe essere in qualche maniera mutuato brutalmente. Io sto tentando di farlo finché tengono aperto il CONI, perché mi sembra di capire, Tatiana, che c'è la volontà di chiuderlo, punto e basta, ma finché ci sarò io e coi soldi che mi dà la Regione, proprio questo voglio fare. Voglio portare, ad esempio, l'attività motoria, cosa che stiamo facendo nella scuola elementare, mutuando proprio l'esperienza, così come voi, o così come la Slovenia potrebbe, come posso dire, aver delle migliorie nella sua attività, magari utilizzando l'esperienza del movimento sportivo italiano. Quindi io credo che dovremmo un po' tutti continuare a scambiarci le esperienze, continuare a vivere insieme e gioire insieme rispetto ai grandi risultati che in particolare in quest'estate, insomma, il nostro sport ha avuto, ma anche lo sport della Slovenia ha avuto. E quindi utilizzare, perché questo vuol dire far promozione, questo vuol dire invogliare i ragazzi a venire a fare sport, perché dobbiamo superare questo anno e mezzo di blocco, tra virgolette, dell'attività sportiva e delle difficoltà che ancora abbiamo nel riprendere normalmente questa attività sportiva, e quindi se riusciamo, come dire, a mettere e a valorizzare ciò che sta facendo la comunità slovena, la nazione slovena, ciò che stiamo facendo noi con le varie federazioni, con i grandi risultati, beh, forse riconquisteremo i ragazzi e le ragazze al mondo dello sport, perché guai se questi ragazzi rimangono come sono rimasti, chiusi a casa con la DAD senza far scuola, prima cosa, secondo davanti alla PlayStation o al computer invece che andare a fare sport.
Quindi l'impegno mio, ma l'impegno dei dirigenti, di Adami, di Canciani, di Magnà, di tutti quelli che vedo qui, Nicodemo, eccetera, è proprio quello di mettere i nostri ragazzi nelle condizioni di riappropriarsi dello sport. Non è così scontato e banale, i presidenti lo sanno, e quindi io, nel ringraziare il presidente, gli autori di questo libro, io ho scritto una paginetta dei miei ricordi dell'incontro con la vostra organizzazione, mi auguro che nei prossimi mesi noi tutti riprendiamo l'attività in serenità. Questa pandemia maledetta forse ci lascerà pian pianino, con la convinzione e il comportamento di tutti, perché non è che è solo del Presidente del CONI o di Adami o di Canciani che deve essere il comportamento giusto, deve essere di tutti per poter superare questa pandemia. E vi invito tutti lunedì alle 16:30 che faremo un riconoscimento a tutti gli atleti e le atlete soprattutto della nostra regione che sono stati alle Olimpiadi, che hanno vinto i campionati europei. Forse domenica ci saranno altri 3 atleti che vinceranno, ma non devo dirlo perché porta eccetera, un altro campionato europeo, e quindi vi invito a festeggiare con noi la ripartenza del mondo dello sport. Voi siete una parte importante perché questo avvenga nella nostra regione. Grazie. Ma Presidente Brandolin, grazie a lei. Hvala lepa vam. Le ha citato quindi campioni olimpici piuttosto che campioni europei, e sappiamo che gli sloveni d'Italia hanno anche contribuito alcuni nomi importanti, Matej Černic nel mondo della pallavolo con la medaglia d'argento, ma poi ci sono stati tanti altri anche a livello di campionati mondiali europei, anche tanti giocatori di basket. E quindi adesso passiamo la parola al presidente regionale della Federazione Italiana Pallacanestro. Arriva sempre il microfono rosa, quello azzurro me lo tengo io. Lui è Giovanni Adami, predsjednik Italijanske košarkarske zveze za Furlaniju i Julijsko Krajino. Eh sì, gli sloveni d'Italia dicono sappiamo giocare bene a basket, almeno una volta era così. Quanto ha influito questo sullo sviluppo anche del basket regionale o italiano? Questo è indubbio, quindi mi dai un assist, usando un termine ovviamente cestistico, e non devo andare tanto in là nel tempo, perché potrei star qui a citare lo Jadran dei 6.000 spettatori al Chiarbola della promozione con Ban, Starz, Rauber, Ciuk, eccetera, eccetera. Ma 5 anni fa, un lustro fa, uno Jadran con tutti i ragazzi della comunità slovena ha vinto il campionato di C-Gold. I bookmakers a Londra non avevano neanche quotato questa possibilità all'inizio dell'anno, sorprendendo tutti, facendo anche l'anno dopo il campionato di Serie B, che è semiprofessionistico, praticamente con tutti i ragazzi del vivaio, una cosa assolutamente fuori dal normale e irripetibile in altre parti d'Italia. E quindi ci sono radici profonde di cooperazione e di collaborazione. E nel mondo del basket quello che fanno le società slovene, della comunità slovena, è assolutamente importantissimo sia a livello di qualità che di quantità, come numeri. Ma oserei dire che lancio un assist al nostro autore, perché se il prossimo libro sarà sugli atleti della comunità che hanno vestito la maglia della nazionale azzurra, della nazionale slovena, sappiate che 20 giorni fa Marco Pieri, un 2,8 metri, un ragazzo che viene dal settore giovanile del BOR e che era poco tempo fa robusto, si vedeva che diventava alto ma non saltava agli occhi del talent scout, adesso ha fatto il percorso con le rappresentative e ha giocato col college Friuli Venezia Giulia e, per farvela breve, nell'arco di 20 giorni ha ricevuto la convocazione della nazionale slovena under 20 e anche della nazionale italiana 25 giorni dopo, che non capiva come potevano i nostri tecnici aver perso un talento di questo tipo, e quindi si sono subito messi in coda. Orbene, è passato sostanzialmente da un campionato di Serie D al contratto con l'Allianz Trieste ed è in prestito in A2 a Udine, e questo è un ragazzo nostro che entrerà nel prossimo libro sicuramente. Volevo dirvi anche 2 cose così a livello di simpatia. Presidente Petrucci viene a trovarci, parlo di 3-4 anni fa, e aveva dedicato l'intera giornata. Ci saltano degli appuntamenti istituzionali, quindi avevamo 2 ore libere.
telefono a Marco Ban e dico: senti Marco, cosa stai facendo? Sono qua al bar, non sto facendo niente. Arrivo con Petrucci. Ma no, ma vai in Mona, ma cosa dici? No, vengo in palestra col presidente Petrucci. Ma te scherzi? Insomma, abbiamo passato 2 ore assieme spiegandogli, ma ovviamente ne aveva sentito parlare di cosa voleva dire Jadran, Kontov, Bor, Breg, eccetera, eccetera. Ed è stato veramente assolutamente sorprendente, e credo che sia stato un pomeriggio veramente bello e significativo anche per i bambini che si stavano allenando e a cui abbiamo presentato il nostro presidente. Da ultimo, prima di salutarvi, sul discorso della cooperazione di cui parlava il presidente Brandolin, probabilmente lo sapete, forse sì, forse no, ma noi ormai, Covid a parte, al netto di quest'anno e mezzo di Covid, quando chiudiamo i campionati Under 15 maschili e Under 16 femminili all'inizio di maggio, apriamo l'Adriatic League con le squadre nostre e le squadre slovene. Giochiamo la domenica, la 4 di maggio e le prime 3 di giugno, in 4, 5, 6 campi divisi sul territorio, giochiamo assieme, facciamo giocare i nostri ragazzi con i ragazzi sloveni e parliamo di quella cultura sportiva slovena, di quella tattica, tecnica, quel modo di giocare di pallacanestro che anche a livello giovanile è indubbiamente un po' diverso rispetto a quello che insegniamo noi nelle nostre rappresentative, ma perché voglio copiare, perché io copio da Lubiana, copio da Boris Vitez e voglio che anche i miei ragazzini copino, perché se l'idea è buona deve essere fatta proprio. Non bisogna aver paura di dire che in Slovenia lavorano meglio nelle scuole rispetto a quello che stiamo facendo noi. Copiamo il modello, ha ragione il presidente Brandolin. Una volta, e chiudo davvero perché stiamo andando oltre, una partita di queste finì 78-40 per la formazione, in provincia di Pordenone si giocava per la formazione italiana. L'allenatore in inglese, l'allenatore della formazione slovena mi venne vicino e mi disse: Presidente, mi dispiace per questo 78-40, forse non siamo stati neanche un test troppo impegnativo per la squadra di casa, ma sono venuto con i ragazzini di 1 anno e mezzo più giovani rispetto all'età Under 15, perché mi serve per fargli fare esperienza e vedrà il prossimo anno che squadra porto. Non ho avuto niente da dire, non ho né replicato, ho solo ringraziato e imparato e avuto l'opportunità di, ancora una volta, di copiare. Grazie e in bocca al lupo. Grazie Presidente Adami, grazie mille. Grazie per aver condiviso con noi queste sue esperienze. Torej, še en velik izziv za našo športno narodno skupnost, ne? Torej biti most med obema kulturama, kot smo slišali prej, tudi športnima kulturama. Med športi, ki so zelo priljubljeni med Slovenci v Italiji, è seveda nogomet. Tra gli sport più diffusi tra gli sloveni in Italia c'è chiaramente il calcio. Abbiamo 15 minuti, se non sbaglio, imamo 15 minut, drži, ker smo začeli ob 6:45, nekoliko kasneje kot po programmiranem urniku. E quindi, se parliamo di calcio, il microfono va al presidente regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, Hermes Canciani. Grazie. Con lui abbiamo già un progetto in atto, l'Europeada. Speriamo di farcela. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Tanti spunti nei precedenti interventi, ne raccolgo un paio. Il primo è quello che ha fatto l'avvocato Adami a proposito di quelli che sono le attività, diciamo così, miste. Con una felice intuizione del presidente Brandolin, una decina d'anni fa si sono iniziati i cosiddetti tornei transfrontalieri, dove durante la stagione sportiva alcune squadre di settore giovanile italiane si incontrano con le loro squadre omologhe slovene. Dall'avvento della mia presidenza abbiamo allargato questa esperienza anche alla provincia di Trieste, con una bella formula che prevedeva al termine appunto di queste gare l'aggiudicazione del titolo, diciamo così, del torneo specifico. Ed è un motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto di grande insegnamento per i nostri ragazzi questo, perché indipendentemente dal fatto che in tutte le edizioni hanno vinto sempre le squadre slovene, questo sta a significare che il modo di approcciare allo sport, in questo particolare disciplina, il calcio, è un po' diversa. Quindi noi abbiamo notato una notevole preparazione, un notevole senso tattico e quindi abbiamo imparato e cerchiamo di imparare su questo.
È venuto 2 mesi fa il presidente federale qui, Gravina, proprio qui a Trieste, e quando mi ha detto spiegami un momentino quali sono le situazioni correnti, al primo punto gli ho detto guarda, noi stiamo facendo questo, vorremmo che questo torneo, e Brandolin lo sa questo, non fosse un torneo ma diventasse un campionato, perché questo è il vero spirito della cooperazione, della collaborazione. Se è vero che sono caduti i muri, se è vero che è caduto tutto, non vedo perché noi non possiamo pensare di organizzare un campionato transfrontaliero. Il presidente Gravina si è preso carico di questa nostra richiesta, è vicepresidente dell'UEFA, non credo che potrà succedere questa stagione, ma io sono molto fiducioso perché ripetutamente gli mandiamo questo segnale. Oltretutto il presidente dell'UEFA sta esattamente a 50 km da qui e quindi siamo maggiormente avvantaggiati. La seconda cosa, io non conoscevo molto bene la realtà, lo ammetto, di quello che poteva essere il calcio totalmente regionale, dalla Carnia alle Valli del Natisone a Trieste, però la comunità slovena mi ha subito affascinato e quando sono stato avvicinato per cercare di contribuire a quello che poteva essere lo sviluppo con il famoso ragionamento dell'Europeada, non ci ho pensato un attimo, ho detto di sì subito e forse per la prima volta c'è stata questa apertura incredibile dove i ragazzi, purtroppo lo scorso anno non l'hanno potuto fare, speriamo che lo facciano quest'anno, parteciperanno alle Olimpiadi delle minoranze con le maglie e con le divise della rappresentativa regionale, quindi con le maglie azzurre della nazionale che ha vinto il titolo europeo. Credo che questo sia un bellissimo segnale per noi, ma soprattutto per i ragazzi che vanno a giocare, di quello che deve essere il vero senso dello sport, il vero senso della comunità. Ho avuto modo di apprezzare in un paio di interventi che abbiamo fatto a Basovizza e presso la vostra sede quello che è il vostro spirito, quello che è il vostro modo di lavorare. E noi, e qui l'avvocato Adami ha perfettamente ragione, copiare da chi fa bene non è assolutamente sbagliato e quindi non lo nego che anche noi abbiamo preso qualche bella idea e la metteremo a posto. Quindi io termino facendo un grosso augurio per i 50 anni, sperando che logicamente ce ne siano altrettanti di altrettanti successi e dico solo che mi piacerebbe pensare di tornare in questa occasione a festeggiare la squadra della comunità slovena e italiana che, incrociamo le dita, potrebbe ottenere un grande risultato in quello che è l'Europeada. Grazie a tutti. Grazie a lei, hvala lepa vam. Portiamo quindi questo nostro evento alla chiusura con gli ultimi 3 ospiti e poi la chiusura anche sul palco. Qui abbiamo pallavolo, sci e poi al rappresentante dei giornalisti la chiusura e quindi mi attendo da te, caro Alessandro, una bella chiusura per chiudere l'evento. Paolo Magnà rappresenta il mondo della pallavolo, ci sono tante società slovene che si occupano di questo sport, to je predsednik teritorijalnega območnega odbora italijanske odbojkarske zveze za Trst in Gorico, quindi il presidente del comitato territoriale FIPA Trieste Gorizia, Paolo Magnà. Grazie dell'invito e come mi ha suggerito il presidente Brandolin, tengo a sottolineare che io sono un ballonere, provengo dal calcio, lui ama definirci balloneri e quindi questo è vero, sono entrato nella pallavolo come tanti, seguendo le mie figlie, quindi mi sono appassionato a questo sport, sono ormai da diversi anni presidente, prima il comitato di Gorizia, adesso Trieste Gorizia. Ci sono stati degli interventi veramente interessanti questa sera. Mi è piaciuto quello che ha detto Riccardo, il fatto che i muri sono stati abbattuti, abbiamo costruito ponti e quindi questo non deve più farci parlare di noi e voi. Deve esserci un noi più grande che comprenda tutti quanti. Poi questo non vuol dire mettere da parte la propria cultura, le proprie conoscenze, la propria storia. Questo dovrà essere mantenuto assolutamente, però siamo noi sul territorio e dovremo lavorare insieme. Mi è piaciuto quello che ha detto sia Adami sia Canciani sul fatto di copiare. È una cosa che anche al nostro interno abbiamo cominciato a capire che è molto importante. Vorrei che le società si rendessero conto di questo. Copiare da chi è vicino e fa bene non è mai sbagliato. E non bisogna avere pregiudizi, non bisogna avere invidie perché il vicino fa meglio di noi e quindi voglio isolarlo perché mi dà fastidio, ma devo cercare di capire perché lui sta facendo bene, perché ottiene dei risultati, perché ho qui dei nomi che mi sono portato dietro. Tu hai chiesto che cosa ha portato lo ZSD alla comunità italiana.
Ci sono dei nomi importantissimi, alcuni li ho visti nelle foto, ma attualmente fra tecnici e atleti abbiamo ancora tante persone che sono a livello nazionale o comunque su campionati importanti, ma io non dimenticherei anche allenatori come Ivan Peterlin, come Luca Miloco, che è un tecnico del nostro territorio, della provincia di Gorizia, che ha vinto, è campione europeo con la nazionale russa Under 17, quindi la nostra cultura, il nostro modo di fare sport può essere veramente portato da esempio. Quindi io credo che sul nostro territorio questo vada assolutamente capito e interiorizzato. Per quanto riguarda lo ZSSD, io non posso che ringraziare di tutto quello che hanno fatto. Sono certo che questo non sarà non è un punto di arrivo, perché 50 anni devono essere un punto di arrivo, ma una tappa, inteso come una tappa in un percorso che proseguirà e sarà sicuramente, lo auguro a tutti loro, ricco di soddisfazioni. Grazie. Grazie a te Paolo Magnà, presidente del Comitato Territoriale FIPAV Trieste Gorizia. Slovenci v Italiji verjetno nimamo dovolj predstavnikov v raznih panožnih zvezah, v italijanskih panožnih zvezah. Tudi to bi lahko bilo tema debate. Abbiamo abbastanza rappresentanti del nostro mondo sportivo degli sloveni d'Italia tra le federazioni. Nella pallavolo conosco alcuni consiglieri che fanno parte appunto del nostro movimento. Sicuramente uno di questi è il nostro prossimo ospite, a cui do la parola, Andrej Don, predsednik pokrajinskega odbora FISI, presidente del comitato provinciale della FISI. Dober večer, buonasera, dobrodošel. Dobro večer vsem. Prinašam pozdrav deželnega predsednika Dunoferja in celotnega pokrajinskega odbora. Buonasera a tutti. Innanzitutto un saluto del presidente regionale Maurizio Dunofer, che voleva essere qui con noi oggi, però purtroppo altri impegni non gli hanno permesso. Comunque vi saluta calorosamente, ovviamente anche del comitato provinciale che presiedo. Cosa dire? Sono state dette bellissime parole, tantissime cose che sono tutte vere. Penso che nell'ambito degli sport invernali, per quanto riguarda la comunità slovena, è ben radicata, ben presente assolutamente a tutti i livelli. Non c'è nessun problema e dobbiamo ricordare che veramente abbiamo molte manifestazioni anche nell'ambito della FISI, come per esempio il trofeo Biberon, che comunque abbraccia anche l'ambito sloveno, ma anche croato e altre zone, come pure purtroppo con una battuta d'arresto di 2 anni anche il trofeo Yuri Pontil, splendido ragazzo carnico che purtroppo ci ha lasciato, ma che ha dato appunto il nome a questo trofeo, dove tanti campioni che oggi sono in Coppa del Mondo anche hanno partecipato. Ma però questo ci dà anche la palla per dire anche alcune cose, visto che io sono rappresentante di quello che è la realtà sportiva della Slovena qui a Trieste. Bisogna anche dire che molte sono più di 50 anni che appunto gli sloveni, come tutti i triestini, amano la montagna e pertanto da sempre si è organizzato e sono sempre stati organizzati tantissimi eventi anche promozionali a cui tutte le società slovene hanno una ricchissima cultura e anche esperienza. Questo travalica anche, forse visto che il tema è conoscere un po' anche quello che sono le cose al di fuori dell'ambito, la FISI comunque appoggia anche tantissime iniziative promozionali. Da moltissimi anni, penso più o meno 15, si fa anche la Coppa del Litorale, dove coinvolge anche ben 13 sci club, di cui 9 dalla Slovenia e che si può estendere anche altrove, ma però sono tutti premonitori di quello che poi alla fine, e anche da queste gare sono nati tantissimi talenti, per cui anche questi stessi talenti che oggi sono in Coppa del Mondo, dalla parte slovena più che dalla nostra, ma comunque. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo è tutto un movimento che alimenta comunque la federazione italiana, perché da questi piccoli talenti che poi approcciano alle gare promozionali e fanno attività sportiva, ecco che poi crescono e vanno a inserirsi in quello che è la realtà del CONI, della federazione di riferimento.
Comunque di citare illustri personaggi del nostro sport, penso che possiamo partire un po' anche ricordando da Peter Gerdol, che ci rappresenta come assoluto responsabile della Coppa del Mondo femminile nello sci alpino, sappiamo benissimo, e che appunto fa parte, era mio compagno di banco, per cui lo devo ricordare. Inoltre sappiamo che albergano a Santa Croce delle Bogates 2 coppe di cristallo e altre cose, senza andare poi a sviscerare il tutto. Per cui cosa si può fare? Ecco, questo era il tema un po'. Si può senz'altro tentare di andare anche un passo avanti, di tentare di creare ancora di più quei ponti di cui Brandolin si è fatto interprete. C'è un'occasione, c'è l'EIOF a breve, senz'altro è un'occasione a cui anch'io come presidente provinciale, ma Maurizio Dunhofer e lei come vicepresidente assolutamente non possiamo mancare, per cui siamo sicuramente, da quanto riguarda da Fisi lo sappiamo, ma comunque penso che anche la comunità slovena senz'altro potrà partecipare. Io vi ringrazio, so che siamo corti con il tempo, sono l'ultimo a parlare, per cui vi saluto calorosamente ancora. Salve. Andrej, hvala lepa. Ne, nisi zadnji, imamo še enega gosta in smo pri koncu e siamo alla fine e ci affidiamo alla saggezza di un giornalista, perché voi giornalisti avete la capacità di sintesi e avete uno sguardo da un punto di vista un po' più ampio, esterno e quasi grandangolare. Vediamo cosa ne esce con la collaborazione con Alessandro Asta, che rappresenta City Sport, una realtà cittadina dedicata allo sport, chiaramente, che ha in varie occasioni pubblicato articoli molto interessanti proprio sulla storia e sulla realtà dello sport degli sloveni in Italia. Alessandro, dober večer, tebi besedo, a te la parola. Ciao Erjan, grazie a tutti, buonasera. Visto che parliamo di sport, mi lanci un assist sul discorso di quello che noi abbiamo un po' voluto, su una cosa che ci siamo soffermati molto nel corso degli ultimi anni. Nel 2016 noi realizzammo un inserto proprio a parlare di questa realtà molto preziosa, perché secondo me ZSSD è comunque una realtà poco conosciuta purtroppo secondo me, ma che merita tutte le attenzioni per il lavoro certosino che ha saputo fare in questi primi 50 anni. E noi realizzando questo speciale di 20 pagine ci si aprì un mondo, perché alla fine imparammo delle cose che anche per noi di gente con cultura sportiva eravamo ben preparati su certe tematiche e ne uscimmo molto molto riempiti dal punto di vista culturale e soprattutto sportivo. E intitolammo quell'inserto Un movimento in piena forma, e che è un qualcosa che lo realizzammo nel 2016, però noi crediamo che questo movimento sia perfettamente in forma, grazie a questo libro che festeggia questi primi 50 anni e soprattutto grazie a quello che è un'attività che saluto anche Peter Lin, perché credo che sia un orgoglio da parte vostra aver fatto un lavoro cinquantennale e continuando anche a essere sul pezzo nonostante i tanti problemi. Ne stiamo superando uno molto importante in questo momento dal punto di vista della pandemia. Credo che, visto che c'è stato anche questo invito, no, di cosa poter fare in più, chiaro che non mollare mai è un motto che va bene nel mondo dello sport. Credo soprattutto che in un ambito come questo, molto particolare, storico e sportivo, si possa, anzi si debba cominciare a espandere questa conoscenza, perché se noi giornalisti siamo rimasti affascinati dalle storie che abbiamo saputo raccontare all'interno di questo inserto, io credo che ci sia ancora molto da raccontare e soprattutto anche molto da scoprire per quello che è secondo me un micromondo molto molto importante. Grazie a tutti. Grazie a te, Alessandro Asta, City Sport.
Eh sì, in effetti è stato un assist il tuo e sono molto contento di aver dato a te l'ultima parola, insomma, di questo quasi finale di evento, perché sì, hai parlato di come vi si sono aperti gli occhi sul mondo dello sport degli sloveni d'Italia nel 2016, non del 1952. Questo significa che anche da parte nostra c'è ancora molto da fare per abbattere ancora più i muri e senza dubbio anche la serata di questa sera o la serata di oggi va in questa direzione. Zaključimo na tem odru, ker če se ne motim, Martina bi rada še nekaj dodala. Martina voleva aggiungere qualcosa sul finale, visto che siamo proprio ai saluti finali. Sì, in realtà a forza di ascoltare tutte le vostre storie mi sono venute moltissime idee, ho sentito molte storie interessanti, volevo dire che così come Branko Lakovic anch'io ho un paio di desideri, anch'io volevo esprimerlo il mio desiderio. Qua si parlava moltissimo di ponti, anche noi siamo sempre lì a tentare di creare dei ponti tra diverse culture e diverse realtà, anche tra la realtà slovena e italiana, ma in questo momento mi preme dire che il ponte, un bel ponte che si è creato è quello tra la letteratura, il libro e lo sport, e mi auguro veramente, un mio desiderio, di andare avanti e riuscire a creare ancora qualcosa insieme. Proprio ieri sono stata al congresso degli editori sloveni nazionale, dove il motto era un'equazione: leggere è uguale salute. Sappiamo benissimo che fare sport è uguale salute, allora mettiamo le due cose insieme: fare sport e leggere, a questo punto anche scrivere, è uguale salute. Quindi spero che ci rivedremo fra 2 anni con qualche prodotto nuovo interessante in sloveno e in italiano. Fantastico, odlično, najlepša hvala. Še eno minuto, da pozdravimo. Ancora un minuto per i saluti. Ja, tako začeli smo torej s predstavitvijo knjige 50 let za SŠDI in potem smo, mislim, doživeli lepe trenutke. Preko te debate smo tudi utrdili vezi z raznimi pomembnimi akterji športnega življa tu v naši deželi in smo tudi odkrili, da verjetno kot Slovenci v Italiji na področju športa imamo še veliko izzivov, predvsem v odnosu do večinskega naroda in v odnosu tega, da si želijo nas poznati bolje. Tudi Slofest je na tem mestu zaradi tega, zato se zahvaljujemo Slofestu in ZSKD-ju, ker so nas tako lepo pogostili pod tem šotorom, smo ponosni, da smo tudi mi del te pomembne zgodbe. E quindi concludendo, è stata veramente una serata molto interessante. I tempi in cui il nostro zdravo all'inizio di ogni partita che risultava antipatico o era mal voluto da chi affrontava la partita con noi sono per fortuna finiti o sembrano essere finiti. Davanti a noi c'è una meravigliosa autostrada che va percorsa insieme e sarà un passaggio di informazioni, di comunicazione e perché no anche di gesti sportivi insieme verso il canestro, verso la porta, verso quella vittoria che alla fine si chiama vita. Grazie mille, hvala lepa, da ste bili z nami. Slofest se nadaljuje in tu zaključujemo večer Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. 50 let ZSŠDI, 50 anni di ZSŠDI v vseh knjigarnah in librerijah in tudi nocoj tu na Slofestu. Ciao a tutti, lahko noč in prijetno nadaljevanje večera. Buona continuazione a tutti.